Le staminali vengono viste come la panacea per risolvere tutte le malattie, tutti i mali che riguardano la salute dell'uomo, e questo ne ha fatto un mito, che potenzialmente hanno queste possibilità. Però ovviamente su questo si sono innescate numerose speculazioni, sia da parte di privati che hanno visto nelle possibili terapie con le cellule staminali una notevole fonte di guadagno, per cui sono sorti in tutto il mondo pseudocentri di ricerca, di applicazione delle cellule staminali che fanno più danno che altro e si traducono in un'estorsione di denaro a spese degli ignari pazienti. E poi ci sono anche le cosiddette bufale scientifiche da parte di centri di ricerca che per acquistare glorie eccetera hanno inventato terapie miracolose che poi si sono rivelate appunto un grande bluff. Ne abbiamo avuti parecchi esempi, qualcuno anche in Italia abbastanza noto. In realtà c'è una realtà positiva che riguarda le cellule staminali che proviene dalla ricerca ufficiale e risultati se ne sono avuti. Lasciamo da parte le terapie con le cellule staminali del midollo osseo che già da parecchi decenni risolvono molti dei problemi dei malati di malattie ematiche, di tutte varie forme di leucemia, ma recentemente anche sono state messe a punto altre terapie che riguardano la possibilità per esempio di curare l'infarto con cellule staminali, che riguardano la possibilità di curare i problemi della cornea. E guarda caso nel nostro paese, nella nostra Italia, dove la ricerca è bistrattata, che subisce tagli di tutti i tipi eccetera, e in un centro di ricerca diretto dal professore De Luca a Reggio Emilia, all'Università di Reggio Emilia Modena, è stato brevettato proprio da recente il primo farmaco cosiddetto a base di cellule staminali che ha avuto l'approvazione della Commissione europea.